Scatman's World. Comandone veneziano, 14ª tappa, abbiamo un più 5 di forma generale e giornaliera, ultima salita ragazzi. 37 secondi di ritardo, possiamo fare una buona gara qua, dai Kuma. 12 km all'arrivo, davanti, insomma abbiamo Frail, gente chiaramente fuori classifica, controlliamo per sicurezza. È sicuramente così, perfetto, tanto parte qualcuno. Gente che vabbè non mi spaventa per il momento. Attenzione Power, c'è il piccolo Power. Power tenta di stare davanti. Non mi fai paura, Power, non mi fai paura. Power ci prova, no, si alza una finta di Power. Ok, non stanchiamoci troppo. Attenzione, parte adesso, parte Power. Partono i big. Partono i big e il Come si mette a ruota. Il Come si è messo a ruota, attenzione, vediamo se riesce a recuperare. Madonna, Power ragazzi, è un osso duro, eh. Il Kuma sta provando a tirare per portarsi di nuovo a ruota di Power. Halt campo, l'arrivo a 6 km 5. Ci prova Veneziano, ancora scatto di Power, scattano tutti. Ma il Kuma senza scattare è qua. Perfetto. Perfetto, grande manovra kumendiana qua. E possiamo riposarci adesso con pendenza del 6%. Attenzione, parte Galopin, partono un po' tutti. A te qualcuno si fa trovare un po' impreparato, forse, Cristo santo. Per riposarmi troppo, Galopin qua si ferma. Dai, come che senza scattare stai andando bene. Guarda, madonna come parte. Mamma mia ragazzi, Power. Qua Power se ne va. Io non voglio rischiare ancora di attaccare, però adesso sono cazzi. Sì. Dai, Comendino, dai che ce la dai che recuperiamo. Bravo, Kume che recupera. Bravo, Kume che recupera come un porco. E adesso scatto io in faccia a Power. Scatto io il Kume scatta in faccia a Power. Dai, Kumendone. Dai, Kumendone. Dai, Kumendone. Tirala. Proviamoci almeno, proviamoci quantomeno. Bravo, veneziano. Grande manovra, grande manovra. Grandissima. Qua Kume ha fatto una manovra da fenomeno con un più 5 di giornata. Signori, me la godo il Kume. Chiaramente non vinciamo la tappa, ma chi se ne frega. Dai Kuma, agli ultimi metri, vai, sprintiamo a bomba. Sprintiamo a bomba per la fine. Power non si vede, signori, Power non si vede. Mamma mia Kuma, mamma mia che stoico questo Kuma, è distrutto però, ai ai ai. Siamo distrutti. Power sta tentando di recuperare, non è Power. Yes, terzo posto. Sì. Mangiami il pacco, Powers. Sì, ciao, Power non c'è. Deve ancora arrivare Power. Massacrato Power. Questo più 5 l'ho sfruttato in maniera abbastanza devastante. Signori, The Kume, the best in the world. Il the best in the world. Posso fare la tripla corona, ragazzi, questa 14ª tappa ha massacrato forse le ambizioni di Power. Bisogna capire davanti, non mi sembrava di vedere nessuno superiore, cioè in classifica messo bene. Comunque per sicurezza aspettiamo il verdetto finale. Anche un buon terzo posto, podio di tappa. Mamma mia, signori, che cura. Ho sfruttato il più 5, mi è andata bene. Vediamo un po'. E in testa va Veneziano 1 minuto e 11, signori. 1 minuto e 11 di vantaggio. Grandissima prestazione del Kume nella 14ª tappa. Molto, molto bene. Anche i migliori giovani, chiaramente hanno lotta sempre con Power, la squadra, Tinkoff, Saxo. Ma ragazzi, 15ª tappa, ecco la mappa. Salita impossibile. Qualcuno prova a mettere il muso davanti. Più 2 di forma, quindi siamo ancora in forma. Qualcuno prova già a partire, attenzione. Attenzione, dobbiamo stare molto attenti.
Attenzione, qua siamo un po' in crisi. Kuma, stai calmo. Kuma relax, Kuma relax, Kuma relax. Dai che il Kuma deve andare a ruota subito dei big. Cioè, già selezione. Errada, ha fatto selezione, nostra errata. Power, scatto di power. Scatto di quel figlio di una troia di power. Mamma mia, pendenza del 10%, signori, questa è montagna allo stato puro. Ma il Kuma va su il Kuma è devastante quando va su così. È un treno, ragazzi, è una locomotiva impazzita. Però attenzione che davanti... Comunque, beh, siamo qua, dai, siamo là per il momento, non serve scattare. Il mio compagno di squadra non mi sta aiutando per il cazzo, perché non sta scattando e che Power sta tentando in tutti i modi di allontanarsi, però il Kuma c'è. Dai che ci siamo. C'è sempre quel poco di distacco che non riesco a prendere. Proviamo ad aumentare la velocità di un attimo. Quanto scatta il radar non capisco il perché. Ok. Attenti adesso, scattano ancora. Io vado di gel. Adesso calma. Torniamo, siamo riposati un pochino. Siamo tutti là, raga, siamo tutti fottutamente là. E siamo nel gruppone principale. Giochiamo anche la vittoria di tappa qua, speriamo. Veneziano torna, mamma mia, Veneziano è qualcosa di indecifrabile, signori. È indecifrabile il Kuma. Potrei tentare di vincere la Vuelta, però non ho, madonna, pendenze del 12,8, signori. Pendenze del 12,8, è spaventoso. Spaventoso, ragazzi, quest'ultima salita. Non ce la fa più il Kuma, non ce la fa più, non ce la fa più nessuno in realtà. E il Kuma è un pazzo. Ecco il De Cresi, signori, ecco il De Cresi. Il De Cresi ci prova. Vai Kuma, vai a prenderti la tappa. Vai a prenderti la tappa, Kuma. Dai, cazzo. Mamma mia cosa sta combinando il Kuma. Mamma che scatto. Lo scatto della vita. Power non ce la fa neanche il Kuma però. Dai cazzo, 46 secondi. 45 secondi, ma voglio guadagnare ancora dai Kuma. Mamma mia, il devasto di un uomo che va a vincere la tappa. E il Kuma ipoteca qualcosa di incredibile. Yes! Mi sono preso 50 secondi da Power. Andiamo sopra i 2 minuti, ragazzi. Andiamo sopra i 2 minuti da Power, veramente 2 tappe importanti. Mamma mia, c'è una tensione indecifrabile. Kuma vs Power. Vediamo la classifica aggiornata, dopo 15 tappe voglio la tripla corona. Voglio la tripla corona. E scivola 2 minuti e 03, signori, 2 minuti e 03. Ottimo lavoro, Kuma. Ragazzi, Ottimo siamo a lavoro. 6 km e 4, scusate se arrivo a questo punto a registrare, ma guardate la tappa. Sono stato concentrato fino alla fine, ho perso qualcosa perché non sono comunque in difficoltà a autorecuperare. Avevo bisogno di tranquillità assoluta, ma adesso arriva l'ultima salita, la Ermita de Alba. Vai raga, scusate, ripeto, potevo forse far vedere prima, ma ero troppo teso perché avevo perso 1 minuto e qualcosa. Non avevo, cioè dovevo stare concentrato. Vai Kuma, che il Kuma siamo ritornati. Siamo ritornati, ok. Però ho perso, sono tanto stanco però, eh. Sono tanto stanco purtroppo. Pendenza del 13%, signori. Qua partono sti stronzi, non mi preoccupano questi. Provo a fare un po' di selezione, vediamo, Power mi è a ruota. Power è a ruota. Bravo, il Come si sta portando su anche Power, però bisogna capire la strategia del Come.
È un Kume un po' strano, si porta a ruota Power. Ok, siamo tutti qua ragazzi. Gelo energetico. Tanto va a vincere assolutamente Stromberg qua. Stromberg. Buon per lui. Io non devo perdere, non ho nessuna voglia di attaccare. Prova Power a fare qualcosa a pendenza del 14% praticamente. Mai vista una roba del genere. La Vuelta è bella dura da questo punto di vista. Il Kume non ce la fa, la vuole attaccare troppo grossa, vuole distanziare ancora Power. Ci sta provando in tutti i modi a distanziare Power, niente da fare. Pendenze del 15,5. Pendenze del 15,5. Sono mostri. Questi ciclisti mostri sono. Bravo Kume, il Kume ha fatto una gara, una tappa, anche questa mostruosa. Bravo Kume, bravo. Il Kume sgambetta. Il Kume sgambetta. Pendenze micidiali, ragazzi, pendenze realmente micidiali. E il Kume fa anche lo scatto, ci prova a fare lo scatto, vediamo se riusciamo a stare davanti a Power. Ci prova Veneziano, ci prova, manca 1 chilometro, forse è partito un po' prima. Veneziano prova lo scatto decisivo a 500 metri. Attenzione! Sì, 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 sì. Yes! Terzo posto ancora podio. Guadagno ancora su Power. Ragazzi, è la consacrazione questa. Questa può essere realmente la consacrazione del Kume. Un Kume micidiale proprio. Non lascio scampo anche se avevo perso 1 minuto e mezzo. Tutto recuperato in questa discesa qua, nell'ultima discesa. Ero teso perché sapevo che se rimanevo 1 minuto prima della salita non lo beccavo più. E invece addirittura ho massacrato moralmente Power. Robert Power, è finito. Stiamo calmi, manca ancora, però stiamo ipotecando, signori. Stiamo ipotecando. E questa è una tappa non micidiale, da più. Una tappa per pazzoidi, sinceramente, con tutto il rispetto per i pazzoidi. Vediamo un po'. Volia 2 minuti e 27, non è ancora deciso niente, però è un buon bottino. È un buon bottino, ragazzi. Ragazzi, ho simulato la prova a cronometro, andiamo a 3,39, ragazzi. Massacrato Power anche nella prova a cronometro. Mancano poche tappe, ragazzi. La Vuelta è nelle mie mani, Stiamo calmi, ragazzi, mancano 3 tappe. Il vantaggio di 3 minuti e 27. Le ultime 3 tappe però ve le sparo insieme alla fine, alla fine stagione nell'ultimo video, o comunque insomma nell'ultimo video, adesso vediamo perché dopo se metti che porto a casa la tripla corona, dopo vediamo cosa, anche se voi volete altri video che devo portare avanti ancora o no nel 2015. Questa addirittura a tratti in pavé, il finale in pavé, quindi questa può essere una tappa devastante, perché se faccio una foratura ce l'ho in quel paese. Raga, la tappa 19 secondo me è decisiva per la Vuelta, ma ripeto, abbiamo un bottino di 3 minuti e 27. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Al prossimo video. Ciao!